Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Poco più di un centinaio gli studenti che hanno partecipato oggi a Udine alla manifestazione nazionale indetta da UDU e Rete degli Studenti per rivendicare il diritto allo studio per tutti. Gli studenti hanno raggiunto Piazza Primo Maggio per affrontare anche tematiche a livello locale. Giornata di mobilitazione degli studenti che hanno manifestato nelle principali piazze italiane. A Udine il corteo organizzato dall'Unione degli Universitari e dalla Rete degli Studenti è partito da Piazzale Cavedalis per raggiungere Piazza Primo Maggio per i confronti su diverse tematiche, tra le quali il diritto allo studio, l'istruzione integrata al posto dell'alternanza scuola-lavoro, benessere psicologico e più diritti per gli studenti. Una delle riflessioni, fra le tante, è quella che parte dal cambiamento, no, del nome di un ministero, come abbiamo visto, che è il Ministero al Merito. Noi pensiamo che sia fondamentale, importante e necessario, prima di parlare di merito, soprattutto fare delle azioni concrete per rendere il diritto allo studio un diritto reale, quindi livellare quelle che sono le differenze di partenza di studenti e studentesse per poi riuscire insomma a proseguire con gli studi. Noi in questo momento non abbiamo una casa dello studente a Udine in centro di pubblica proprietà, non è stato attualmente fatto un investimento serio su questo tema e soprattutto non siamo stati coinvolti. Inoltre un altro tema è anche sicuramente quello della calmierazione degli affitti, che noi chiediamo a gran voce, una sinergia tra comune, regione, università e studenti universitari, ma anche sindacato. 1800 articoli sequestrati e sanzioni comminate per 6.000 euro. Questo è il risultato dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale di Monfalcone, che hanno passato al setaccio diverse attività economiche della città dei cantieri. Tra la merce sequestrata, in quanto priva dei requisiti di legge, vi sono pezzi di bigiotteria, prodotti elettrici e cover per cellulari, articoli non conformi alle regole del codice del consumo e la normativa relativa al materiale elettrico a bassa tensione. I controlli sono stati effettuati in seguito ad un'attività info-investigativa. La merce sequestrata ha un valore di circa 22.000 euro. 2 persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra 2 auto avvenuto ieri sera a Codroipo, all'incrocio tra via Circonvallazione Est e via Friuli, attorno alle 21:30. Si tratta di 2 uomini che sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le cause dell'incidente saranno accertate dalle forze dell'ordine, sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo. Nella tarda serata di ieri una luce intermittente nella frazione di Muina, in comune di Ovaro, ha messo in allarme un automobilista in transito lungo la strada regionale 355, il quale ha immaginato potesse trattarsi di una richiesta di aiuto. Così è stato subito attivato il soccorso alpino di Forniavoltri. Il sopralluogo notturno ha permesso di appurare che si trattava solo del falso contatto di una lampadina nella chiesetta Madonna di Loreto. Sono 79 dall'inizio dell'anno ad oggi le persone scomparse in provincia di Udine. Il numero di denunce è in aumento, da qui la necessità di aggiornare il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, fermo al 2014. La versione aggiornata è stata approvata oggi dal prefetto di Udine Massimo Marchesiello. In provincia di Udine ogni 4 giorni scompare una persona e il trend delle denunce è in crescita. Da qui l'esigenza di poter disporre di un piano per la ricerca delle persone scomparse che fronteggi il fenomeno in maniera sempre più sinergica tra i vari soggetti coinvolti e sempre più al passo con le nuove tecnologie e risorse messe in campo. Il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ha approvato oggi il nuovo piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, aggiornando la versione del 2014 anche sulla base delle nuove linee guida del commissario straordinario di governo per le persone scomparse e avvalendosi delle esperienze sinora maturate nelle molteplici occasioni di attivazione del piano precedente. Nel corso del 2021 è stata denunciata in provincia di Udine la scomparsa di 73 persone, 79 da gennaio a metà novembre di quest'anno. Si tratta, nella metà dei casi, di minorenni stranieri non accompagnati, per il 22% di altri minorenni, per il 26% di maggiorenni, il 6% del totale a più di 65 anni. Tutte persone che volontariamente o involontariamente si sono allontanate dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e per le circostanze in cui è avvenuto il fatto si ritiene che possano essere in pericolo per la vita e per la loro incolumità personale.
Il nuovo piano, pubblicato sul sito della Prefettura di Udine, migliora il flusso delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti nelle ricerche, favorisce la loro collaborazione messa a frutto delle peculiari professionalità e risorse offerte da ciascuno, sotto il coordinamento generale della Prefettura, senza trascurare l'apporto fondamentale delle associazioni di volontariato. Oltre 2 milioni di euro a disposizione per la formazione di oltre 7.500 dipendenti del sistema sanitario regionale per la formazione sulle infezioni ospedaliere. Lo ha deliberato oggi la Giunta regionale approvando uno specifico piano a riguardo. Con questo importante investimento, commenta il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, procedono le attività finalizzate al costante sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario della nostra Regione per offrire un servizio sempre migliore al cittadino, per una maggiore tutela per il personale che opera nelle strutture sanitarie e per una piena tutela del paziente. Tra gli obiettivi dei corsi anche quello di favorire l'acquisizione di abilità pratiche finalizzate a sanificare correttamente le superfici, i dispositivi medici, gli ambienti e a smaltire correttamente i rifiuti potenzialmente infetti in area medica, nelle aree specialistiche mediche e di area intensiva. La Giunta regionale oggi ha anche approvato la realizzazione degli interventi di prevenzione di calamità naturale e mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico e il relativo riparto di 572.000 euro. Le risorse sono destinate ai comuni di Cimolais, 250.000 euro per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza del centro abitato, 90.000 euro per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza d'Erto e Casso e 120.000 euro per lavori di messa in sicurezza da crolli del versante a monte della strada comunale in località Spagnutta nel comune di Pulfero. Infine 112.000 euro al comune di Rigolato per il completamento delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico in località Riccio. In Friuli Venezia Giulia sono già quota 700 le richieste di utilizzo del bonus psicologi che chiuderà il 31 dicembre, lo rileva l'ordine stesso degli psicologi che evidenzia come segni di ansia e depressione siano raddoppiati dopo la pandemia. Un adolescente su 4 presenta sintomi clinici di depressione e 1 su 5 manifesta segni d'ansia. Negli ultimi 2 anni, nella fascia d'età tra i 13 e i 18 anni, l'incidenza di questi disturbi è raddoppiata. In Friuli Venezia Giulia sono già arrivate a 700 le richieste dei ragazzi di usufruire del bonus psicologo studenti, una misura realizzata grazie a una convenzione tra Regione, Ardis e Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, che fino al 31 dicembre consente agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di accedere a un costo di 25 euro a un ciclo di 5 sedute psicologiche. L'Ordine degli Psicologi, in occasione del 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, divulga questi numeri per indurre gli adulti a riflettere. Non dobbiamo far finta che con la pandemia non sia successo nulla, commenta il presidente Roberto Calvani. Il disagio è evidente ed è la conseguenza di una profonda difficoltà a gestire i rapporti e le relazioni interpersonali umane non mediate dai social. Lo psicologo invita famiglie, scuole e istituzioni in generale a non sottovalutare il problema, a prevenirlo e ad affrontarlo nel momento in cui sono evidenti i primi sintomi. Solo in questo modo, conclude, si riesce a evitare situazioni dalle quali poi è molto difficile uscire. Sono state consegnate oggi al Comune di Udine le chiavi dell'ex cinema Odeon, chiuso nel 2003. L'edificio è stato acquistato dall'amministrazione comunale che di fatto ne è entrata in possesso oggi, come annunciato dal sindaco Pietro Fontanini. Da ieri è di proprietà comunale, l'Odeon oggi riceverà le chiavi. Quali sono le progettualità per questa importante struttura di Udine? È una struttura molto importante, noi siamo contenti di aver raggiunto questo obiettivo, che è un primo passo per il recupero di questo importante cinema che fa parte della storia della città. L'Odeon è un contenitore importante dove lo metteremo a disposizione per fare spettacoli, quindi ci sarà il ritorno al teatro, alla musica, ma anche all'arte. Vedremo anche di fare una mostra permanente di alcune opere, stiamo studiando, però ripeto siamo adesso nella fase dello studio, della progettazione, poi ci saranno i lavori necessari per adeguare il locale a questi obiettivi e penso fra 2 anni di poter tagliare il nastro, insomma, del nuovo Odeon rigenerato, riaperto ai cittadini. 5 paia di orecchini ellenici in oro provenienti dai musei di Taranto e di Bari compongono da oggi l'itinerario di visita del Museo Archeologico di Aquileia.
Piccoli capolavori che rappresentano un compendio delle antiche tecniche di lavorazione dell'oro con contaminazioni mesopotamiche del Mediterraneo orientale sono in mostra al Museo Archeologico Nazionale d'Aquileia nell'ambito di Mirabilia Capolavori a confronto. Sono 5 paia d'orecchini in oro provenienti dai musei di Taranto e di Bari. Si tratta di 5 coppie di orecchini ellenistici realizzati tra il secondo e il primo secolo a.C. A Taranto, in area magno-greca, che costituiscono un confronto strettissimo con il più antico gioiello della nostra collezione, un orecchino quasi identico, direi, alla coppia di orecchini di Taranto, che giunse ad Aquileia molto probabilmente insieme ai primi coloni. L'evento si inserisce nell'operazione di rilancio di Aquileia che coinvolge diversi enti. Tutti gli enti esistenti, insistenti sul territorio, il museo, il comune, la basilica, la fondazione Socoba che gestisce la basilica. Riteniamo che facendo rete, facendo massa critica, riusciamo a promuovere in maniera sempre più importante questo unicum. Il lavoro di valorizzazione d'Aquileia richiede un grande sforzo. Le grandi sfide del futuro che ci vengono poste giornalmente, il grande lavoro, è una mission, quella di lavorare all'interno di tavoli di condivisione, ma soprattutto tavoli anche di progettualità per una visione del futuro che sia comune. Siamo allo sport, al basket è già entrato in clima campionato il nuovo acquisto della UEB Gesteco Cividale. Clark ha ancora un paio di pratiche da sbrigare e poi l'americano potrà raggiungere la squadra di coach Pilastrini. È atteso per la prossima settimana Cividale il nuovo acquisto della UEB Gesteco. Rodney Clark, statunitense di grande esperienza anche in Italia, dove ha giocato in A1 con Pesaro e diversi anni in A2, vincendo un campionato con Scafati. La Guardia Play Classe 89 sta preparando tutto per il viaggio dagli Stati Uniti con l'obiettivo di essere a disposizione di coach Pilastrini e quindi di farsi conoscere dal suo nuovo pubblico per la prossima gara interna, l'impegno contro Ferrara in calendario sabato 26 novembre tra 8 giorni. Intanto dagli Stati Uniti arrivano le sue prime parole in giallo-blu. Ciao everybody. Ciao a tutti, volevo mandarvi un saluto. Sono molto emozionato all'idea di arrivare a Cividale, di giocare con i miei compagni di squadra, di incontrare il coach, lo staff, tutti coloro che fanno parte della società e ovviamente i tifosi. Il mio obiettivo è lavorare duramente per aiutare il più possibile la squadra a vincere. Questa è la cosa più importante e non vedo l'ora di poterlo fare. Ci vediamo presto. Ciao. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con Vuoi la linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.